Coletta Verde e Legambiente hanno organizzato ieri un blitz alla spiaggia di Maddalusa per chiedere l'abbattimento degli edifici abusivi presenti nella zona. Controllo dei carabinieri di Menfi e Sciacca lungo le coste e lidi balneari, a San Leone vigili urbani impegnati nell'operazione Tolleranza Zero. Numerose le violazioni accertate, ricordato a Palermo l'omicidio del vicequestore Boris Giuliano. Il cartello sociale di Agrigento interviene sulla precaria soluzione dell'azienda AICA. I cittadini ci sollecitano una manifestazione pubblica per salvare il sistema idrico pubblico. Successo per la rappresentazione teatrale all'Efebo, protagonista l'attore Ugo Pagliai. A Borgo Bonsignore di Ribera, grande interesse per la mostra di quadri della pittrice riberese Giusy Ciacola. Si è conclusa la 2 giorni dedicata al centenario della nascita di Andrea Camilleri, organizzata dalla Strada degli Scrittori a Bivona, una dei giorni dedicata al jazz. Esordio positivo del Palermo Calcio alla sua prima amichevole, con alla guida il neo allenatore Filippo Inzaghi. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi lunedì 21 luglio. Al grido abbatti l'abuso, ieri mattina Coletta Verde di Legambiente ha organizzato un blitz lungo la spiaggia della Maddalusa ad Agrigento per chiedere l'immediata demolizione degli edifici abusivi ancora presenti lungo la costa. Il servizio. Al grido abbatti l'abuso, Coletta Verde di Legambiente ieri domenica ha organizzato un blitz lungo la spiaggia della Maddalusa per chiedere l'immediata demolizione degli edifici abusivi ancora presenti lungo la costa, un monito che l'associazione ambientalista ha lanciato da un'area di alto pregio naturalistico, la spiaggia di Maddalusa di Agrigento, che ricade infatti all'interno del Parco della Valle dei Templi, ma qui le costruzioni abusive ne compromettono gravemente l'integrità paesaggistica, una vergogna su cui occorre intervenire al più presto. Per questo Legambiente ha srotolato sulla spiaggia lo striscione "Abbattiamolo". Secondo l'ultimo report Ecomafia, nel 2024 in Sicilia sono stati accertati 1183 reati nel ciclo legale del cemento, 1197 le persone denunciate, in linea con i dati del 2023. Le province con più reati accertati nel ciclo legale del cemento sono Messina con 85 illeciti, Palermo 73, Agrigento 39, Catania 27, Ragusa 14, Caltanissetta e Trapani rispettivamente 9, Enna e Siracusa 3. In questa regione, secondo il rapporto Benessere Equo e Sostenibile dell'ISTAT, ogni 100 case costruite rispettando le regole se ne costruiscono 48,2 illegali. Sempre in Sicilia, secondo l'ultima edizione Abbatti l'abuso, dal 2004 al 2022 nei 154 comuni siciliani che hanno risposto al monitoraggio civico realizzato da Legambiente sono state emesse 18.400 nuove ordinanze di demolizione di immobili abusivi. In Sicilia sono presenti oltre 7 milioni e mezzo di metri cubi di costruzioni illegali, 32.000 abusi edilizi ed è la regione con il più alto indice di abusivismo edilizio, oltre il 58%. Bisogna cambiare passo. In 35 anni la nostra costa è stata cancellata per più del 9%, dal cemento legale e illegale. Con il blitz di oggi chiediamo l'immediata esecuzione degli abbattimenti degli edifici abusivi. Non ci siano più alibi per tutelare quest'area ad alto pregio naturalistico che è la spiaggia della Maddalusa qui all'interno della Valle dei Templi. Siamo qui per ricordare che va riaffermato il principio di legalità e che l'abusivismo edilizio non può rimanere impunito. A Menfi, controllo dei carabinieri lungo le coste e presso gli stabilimenti balneari, denunce, sanzioni e sospensioni di un'attività imprenditoriale, il servizio. Alla serata di sabato e alle prime ore di domenica i carabinieri della compagnia di Sciacca hanno eseguito un articolato servizio coordinato di controllo del territorio con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, finalizzato a garantire la sicurezza della popolazione, contrastare fenomeni di illegalità diffusa nel settore turistico balneare. L'attività ha interessato il centro urbano, le frazioni costiere del comune di Menfi, tra cui Portopalo,
con l'effettuazione di ispezioni igienico-sanitarie e verifiche in materia di lavoro, oltre a posti di controllo alla circolazione stradale. In uno stabilimento balneare il personale del NAS ha rilevato la mancata notifica all'autorità competente della variazione dello stabilimento, sanzionata con 1.000 euro. Il NIL ha accertato la presenza di 2 lavoratori in nero e 5 irregolari, con conseguente azione amministrativa di 7.800 euro, disponendo la sospensione dell'attività imprenditoriale per superamento della soglia del 10% di lavoratori in nero, con ulteriore sanzione da 2.500 euro. Violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con l'applicazione di sanzioni a carico del titolare per oltre 11.000 euro. Pagamento in contanti al personale addetto alla sicurezza in violazione delle norme vigenti che impongono la tracciabilità, con una sanzione pari a oltre 3.300 euro. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati verificati numerosi veicoli, identificati diverse persone, effettuati test con l'etilometro, 2 dei quali con esito positivo. Per entrambi i conducenti è scattato il ritiro della patente di guida. L'operazione rientra in una più ampia strategia di rafforzamento del controllo del territorio promossa dall'Arma dei Carabinieri durante il periodo estivo, con l'obiettivo di assicurare serenità alla comunità locale, prevenire comportamenti illeciti soprattutto tra i giovani. Il dispositivo prevede una presenza rafforzata nei luoghi a maggiore afflusso turistico a tutela della sicurezza pubblica, della legalità nel mondo del lavoro e della salute dei cittadini. E nel corso dello scorso fine settimana il Comune di Agrigento ha attuato un'intensa azione di controllo nella frazione balneare di San Leone nell'ambito dell'operazione denominata Tolleranza Zero. Nel corso dello scorso fine settimana il Comune di Agrigento ha attuato un'intensa azione di controllo nella frazione balneare di San Leone nell'ambito dell'operazione denominata Tolleranza Zero, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di legalità e civile convivenza spesso purtroppo violate negli ultimi tempi. Abbiamo impiegato, dichiarano il sindaco Miccichè e l'assessore Cantone, oltre il 50% della forza operativa della Polizia Locale Municipale, che ha presieduto in modo capillare il territorio sanleonino, producendo risultati concreti. 27 preavvisi di contestazione per violazione dell'articolo 8 dell'ordinanza 2226, che prevede il divieto di parcheggio sui bracci di ponente e levanti del porticciolo turistico, 118 violazioni al codice della strada per divieti di sosta e transito in zone ZTL, 4 contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, 4 verbali di ispezione per approfondimenti su concessioni, una verbale per mancata nomina dell'addetto alla somministrazione, un verbale per mancata esposizione della licenza e del listino prezzi, un verbale per mancata esposizione della tabella allergeni, un verbale per prodotti privi di etichettatura e marchio CE con relativo sequestro dei prodotti e ripristino del suolo pubblico. Siamo coscienti di non aver risolto il problema al 100%, ma l'attività di questo fine settimana rappresenta solo l'inizio di un percorso che ci vedrà impegnati per tutte le strade con controlli costanti e mirati, specialmente sul fronte della viabilità e del rispetto delle regole. Desideriamo, continua il sindaco e l'assessore Ramo, esprimere un ringraziamento particolare e sentito alla nostra polizia locale, che ha dimostrato ancora una volta professionalità, impegno e grande senso del dovere. Un ringraziamento va anche alla Capitaneria di Porto Empedocle e alle forze dell'ordine che con grande spirito di collaborazione hanno affiancato il Comune di Agrigento in questa operazione. Sappiamo bene, continua Miccichè, che le risorse a disposizione non sono infinite, ma l'impegno dell'amministrazione comunale sarà massimo. Tuttavia, nessuna azione sarà davvero efficace senza la collaborazione attiva dei vari cittadini. Solo insieme si potrà ristabilire il senso di responsabilità collettiva, il rispetto delle regole, presupposti indispensabili per una comunità sana, accogliente e vivibile. Agrigento e le sue frazioni meritano decoro, ordine e legalità. Noi ci siamo con determinazione e concretezza. E il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Agrigento, Simone Gramaglia, esprime apprezzamento per l'azione della Polizia Municipale che nei giorni scorsi ha sanzionato severamente con multe di circa 200 euro ciascuna decine di automobili posteggiate abusivamente
sui pontili del porticciolo di San Leone in violazione al codice della navigazione. È meritorio, afferma il consigliere comunale Gramaglia, che si stia intervenendo con fermezza in una zona strategica e delicata come quella dei bracci del porticciolo turistico. Tuttavia, il capogruppo di Fratelli d'Italia invita l'amministrazione e la polizia locale a vigilare con la stessa attenzione anche su un'altra area critica, ossia il piazzale antistante la Madonnina, adiacente all'ingresso del porto. Proprio lì si è creato un caotico maxi posteggio tale da rendere impraticabile l'eventuale passaggio di un'ambulanza o altri mezzi di soccorso. 46esimo anniversario a Palermo per ricordare l'uccisione di Boris Giuliano. I colleghi di Palermo. Sono passati 46 anni dal barbaro omicidio del vicequestore Boris Giuliano, compianto capo della squadra mobile di Palermo, freddato a pochi metri dalla sua abitazione mentre prendeva un caffè al bar. Stamattina la cerimonia in via Francesco Paolo di Blasi per ricordare uno dei più abili investigatori della polizia italiana. Sono trascorsi 46 anni al barbaro assassinio di Boris Giuliano in via Francesco Paolo di Blasi. Anche questa mattina ho deposto in rappresentanza dell'Arsi, insieme ad altre autorità e familiari, una corona d'alloro sulla lapide commemorativa. La città e le istituzioni non dimenticano un fedele servitore dello Stato colpito vilmente alle spalle. Il coraggio con cui intraprese una dura lotta alla mafia da capo della mobile di Palermo è ancora oggi un esempio per tutti, per chi contrasta la criminalità organizzata sul campo e per chi è chiamato a compiere il proprio impegno quotidiano sia nelle istituzioni che nella società civile, ha dichiarato l'onorevole Marco Intravaglia. Pioniere della lotta alla criminalità organizzata, uomo dello Stato che ha dato la vita per la giustizia, acuto investigatore, innovativo nell'introdurre nuovi metodi di indagine, Boris Giuliano può essere considerato uno dei primi poliziotti ad avere rivoluzionato il modo di combattere la criminalità organizzata. Ancora oggi la sua resta un'eredità da non disperdere, la sua memoria serve da sprone per un rinnovato impegno civile contro la mafia, ha sottolineato Roberto Lagalla, sindaco di Palermo. Fu un poliziotto e investigatore lungimirante grazie al suo intuito e all'innovativo metodo di indagine che si concentrava sui conti correnti bancari. Negli anni 70 condusse importanti indagini sulla mafia palermitana, arrivando a scoprire legami nel traffico di droga con quella americana. Può essere considerato uno dei primi poliziotti ad aver rivoluzionato il modo di combattere la criminalità organizzata. A ricordare il capo della squadra mobile che fu ucciso il 21 luglio del 1979 all'interno del bar Lux è il senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione antimafia Raul Russo. Sulla vicenda AICA interviene con decisione il cartello sociale di Agrigento denunciando il deficit di governance. Ora basta, serve un segnale forte, si va verso una nuova mobilitazione pubblica sollecitata dai tanti cittadini che hanno a cuore il servizio idrico. Il cartello sociale di Agrigento, formato da CISL, CGL, UIL con l'unità pastorale della Chiesa Agrigentina, interviene anche per le continue sollecitazioni della gente comune che si dice preoccupata, esprime profonda amarezza per la situazione di stallo in cui versa l'AICA, l'azienda idrica Comuni Agrigentini, e per l'incapacità ormai strutturale di superare il grave deficit di governance che affligge l'azienda. Una paralisi gestionale che, se non affrontata con decisione e trasparenza, rischia di segnare la fine dell'esperienza della gestione pubblica del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento, un esito che sarebbe inaccettabile per le comunità locali e per tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nella gestione pubblica dell'acqua come bene comune. Continuiamo, afferma il cartello sociale di Agrigento, a credere in una sana politica che, essendo espressione democratica del popolo, delle preoccupazioni e problemi, si fa carico di fronte alle incertezze di questa nostra classe politica, alle continue proroghe, all'assenza di soluzioni concrete. Il cartello sociale agrigentino continua a essere sollecitato dai tanti cittadini comuni per una nuova mobilitazione pubblica. Sono infatti proprio loro, le famiglie, i lavoratori, gli utenti, a rischiare di pagare il prezzo più alto per questa crisi protratta e ingiustificabile. Il tempo delle titubanze o peggio dei continui giochi politici è scaduto. Serve, conclude
Cartello sociale di Agrigento, responsabilità, trasparenza e un immediato cambio di rotta. Il servizio idrico pubblico non può morire per inerzia. Il 25 e 26 luglio la provincia di Agrigento ospiterà Resistenza e Restanza, un'iniziativa di 2 giorni promossa dal PD Open e dalla deputata agrigentina Giovanna Iacono, che coinvolgerà i comuni di Ravanusa, Bivona e Sciacca, alla presenza dell'onorevole Marco Sarracino della segreteria nazionale del PD. Il 25 luglio alle 19:30 in piazza 25 aprile a Ravanusa si parlerà di ridurre i divari, lavoro e giustizia al sud, un dibattito sui temi delle diseguaglianze socio-economiche e delle opportunità di sviluppo. Il 26 luglio alle 10 dalla diga Castello di Bivona, avere cura dei territori, aree interne e montane come risorsa, e alle 19:30 presso il Circolo Nautico Il Corallo a Sciacca si discuterà come rigenerare le comunità, cultura e bellezza per il sud, un viaggio in provincia di Agrigento dalla Valle del Salso ai Monti Sicani alla Costa del Mito. Successo per Ovidio, il poeta relegato, Metamorfosi dell'esilio con Ugo Pagliai al Teatro dell'Efebo, che si è svolto lo scorso 19 luglio. Successo per Ovidio, il poeta relegato, Metamorfosi dell'esilio con Ugo Pagliai al Teatro dell'Efebo di Agrigento, che si è svolto lo scorso 19 luglio, un testo complicato ma immortale, quello curato e portato in scena al Teatro dell'Efebo da Daniele Salvo, su testo di Luigi Raimo, con il grande attore Ugo Pagliai, ben supportato dalle performance dello stesso Daniele Salvo, Tommaso Garré, che resiste al tempo e rende una dimensione cruda, quasi disperata, di Ovidio costretto all'esilio, pur senza colpe, ma capace di rendere vive come non mai le storie del suo capolavoro. Sorprende sempre la statura artistica di Ugo Pagliai, a dispetto dei suoi 87 anni, intenso, a tratti tornante. È commovente in tutta la grandezza di una carriera che in oltre 60 anni lo ha consacrato come uno dei grandi interpreti del teatro, senza dimenticare il segno lasciato negli sceneggiati televisivi e nel cinema. Commovente alla fine della serata il ricordo di Paola Gassman, compagna anche nella vita di Ugo Pagliai, scomparsa lo scorso anno e che proprio ad Agrigento nel 2022 prese parte alla prima nazionale di questo spettacolo. Presente anche l'artista agrigentina Barbara Capucci. Soddisfatto il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino per il riscontro positivo da parte del pubblico presente alla rassegna del Teatro Classico, che continuerà a fornire anche nei prossimi spettacoli piacevoli occasioni di intrattenimento per cittadini e turisti. Il prossimo appuntamento al Teatro dell'Efebo è previsto il 31 luglio alle ore 21 e vedrà la presenza di un altro attore molto conosciuto dal pubblico, ovvero Emilio Solfrizzi, che porterà in scena il suo anfitrione di Plauto. Non preoccuparti ora di ricercare la gloria, prova soltanto a dire: guardami, io non sono pericoloso. Ora di ritardare il tuo viaggio. Lungo è il tragitto e troppo è... Apollo le era alleato, Venere amava i troiani mentre Atena li detestava. Nettuno tante volte ha assalito ferocemente Ulisse, ma Minerva lo ha strappato alle sue ire. Me l'hanno strappato, mio marito. L'hanno portato via come un delinquente. 3 volte le parole si spezzano, gli occhiottine nei singhiozzi. Quale colpa ho commesso? Il suo animo assediato dalla paura, ma non la convince. Il mare si solleva con le sue onde, sembra toccare il cielo, poi precipita in basso, diventando scuro come l'acqua dello Stige. A Borgo Bonsignore di Ribera la mostra di pittura dell'artista riberese Giusi Ciagola, che ha riscosso un notevole interesse da parte del numeroso pubblico presente per l'occasione. Noi abbiamo seguito l'evento. Giusi Ciagola ritorna nella sua Ribera e oggi a Borgo Bonsignore
inaugura una mostra bellissima, una mostra che parla del suo talento come pittrice certamente, ma anche del suo grande amore per questa terra che ha lasciato. Io torno dopo 46 anni, sono tornata come ospite, però tutte le volte che tornavo mi guardavo intorno e vedevo che non conoscevo nessuno, né conoscevano me, io ero un'estranea, sono un'estranea a Ribera. Quindi quando io ho iniziato a dipingere, forse ho sempre, durante questi anni, ho conservato il ricordo, ho portato con me la mia Sicilia dentro di me. Infatti è un ritorno pieno di emozioni, di ricordi, di gioia, di amore, e questo mio ritorno è come portare me stessa, perché nelle mie tele, sulle mie tele io metto tutti i miei pensieri, tutti i miei ricordi da bambina, metto non poter vivere la mia Sicilia, la vivo attraverso i miei colori. E quindi questo mi fa esprimere, mi fa stare bene, mi fa stare bene. Quindi è come, io dico, sono partita con una valigia, oggi torno con i miei quadri, le mie tele, e quindi è un motivo di emozioni forte, perché come se io torno per dire sono Giusy, non attraverso le tele conoscete anche Giusy, quella che non avete mai visto a Ribera, quella che non conoscete. Quando io torno a Ribera vorrei trovare gente che dice ma tu sei quella che hai fatto la mostra, cioè, e avere gente che mi conosce, non so dirmi più un estraneo, sentirmi ospite, ma sentirmi una riberese che vive. E io attraverso le mie tele non voglio applausi, non voglio trofei, voglio solamente... Anche se sei stata tante volte premiata, perché sono bellissime. Sì. Attraverso le mie tele voglio far parlare di me. Non sono io che devo parlare, ma le mie tele devono parlare chi è Giusy Ciagola. Beh, l'approccio intanto è venuto dal fratello di Giusy, che io è un mio amico e conosco da tempo. Ho preso contatti con Giusy, mi sono reso disponibile a organizzare questa mostra. Ho tanto tempo libero, quindi niente. Poi io mi sono appassionato subito perché ho intervistato lei per telefono e ho visto tutti i suoi quadri e mi è venuta come una passione nuova, ecco, che non conoscevo. E mi sono appassionato talmente tanto che ho detto guarda, facciamola, buttiamoci dentro e cerchiamo di riportare nel nostro territorio un po' di arte che se n'è andata purtroppo, e quindi lei è andata via 30 anni fa, facendola ritornare oggi a Ribera per noi è una conquista. Abbiamo ripreso un'artista che purtroppo, tra virgolette, ma buon per lei, è andata via tanti anni fa. È una mostra molto ricca di spunti, perché conserva la memoria e permette di riflettere, di riscoprire questo passato che è di Giusy Ciagola, ma che è un po' di tutti. Sì, effettivamente nella grande galleria di Giusy Ciagola esiste una serie di lavori che riguardano proprio la sua infanzia, e volendo anche la mia. Ecco perché mi sono appassionato, perché ci sono delle cose che magari io non ho potuto vedere, ma che con la sua pittura io sto conoscendo. Per esempio c'è il laboratorio di Giordano, che è quel laboratorio che tutti vediamo all'ingresso della città, che era un posto dove tutti si fermavano, oppure la chiesa madre dove c'era una statua che io non ricordo, però molti concittadini si rivedono in quelle immagini, così come Caltabellotta, che riprende questo fantastico, devo dire, castello di Poggiodiana, che oggi rimane, diciamo, qualcosa di ancora non diciamo restaurato, però ho saputo, si sa che ci sono dei lavori in corso. Però Giusy non ha solo questo, lei ha una vasta come dire, varietà di temi che tratta, dalle donne, perché lei è una donna e con le donne ha fatto tanti quadri, tratta anche paesaggi, tratta anche momenti di vita contadina che riportano alla memoria sicuramente quei tempi in cui
le persone che assisteranno si ritroveranno sicuramente. Sindaco, Borgo Bonsignore è un Borgo Bonsignore completamente rinnovato, accoglie una figlia di Ribera che è andata via e adesso ritorna per riproporre memorie e nostalgia di questa terra. Sì, Borgo Bonsignore, come avete potuto notare, dopo la riqualificazione rivive di una luce nuova, meravigliosa, è uno scrigno che garantirà sicuramente sviluppo, non soltanto ci auguriamo dal punto di vista economico per un rilancio anche dell'accoglienza del turismo in questo comprensorio, in questa zona, ma anche dal punto di vista sociale e culturale. È un sito che si presta per manifestazioni di un certo rilievo di carattere culturale e questa sera inizia l'estate riberese partendo proprio da Borgo Bonsignore con la mostra di questa nostra concittadina Giusy Sciagola che dopo 45 anni ritorna a Ribera per mostrare a tutta la città le sue opere, che sono opere meravigliose che raccontano della nostra Ribera, dei nostri paesaggi, dei scorci della città, del castello di Poggiodiana, della chiesa madre, di angoli della città che lei ricorda da fanciulla quando è stata qua. Dopodiché continuerà la serata con un concerto dell'orchestra del Toscanini in occasione del Festival del Mare, un'edizione del Festival del Mare che abbiamo voluto si tenesse anche con una tappa a Ribera. Ci sarà l'occasione anche per degustare i nostri prodotti tipici e quindi parte all'insegna dell'accoglienza delle persone e della promozione del bello, perché se noi vogliamo migliorare la nostra società dobbiamo promuovere il bello, dobbiamo smettere di piangerci addosso e di invece inculcare nella gente la speranza e la volontà che con impegno, con determinazione, con serietà si può rilanciare questo nostro territorio anche dal punto di vista artistico, letterario, musicale. Sì, perché quando artisti che non vivono sul nostro territorio ma che hanno origini da questo territorio, sono partiti da questo territorio, bisogna assolutamente incentivarle. Ringrazio Giusy Sciagola per questa possibilità che ha dato al territorio, è un momento di identità, ecco, quindi questa identità va riconosciuta e noi dobbiamo esserci. E si è conclusa davanti a una platea di circa 500 persone la 2 giorni dedicata ad Andrea Camilleri nell'anno del centenario della sua nascita, che ricorrerà il prossimo 6 settembre dalla Strada degli Scrittori, dalla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, d'intesa con il Fondo Andrea Camilleri e il Comitato Nazionale per il Centenario, istituito dal Ministero della Cultura. Le interviste. Sì, allora sarà indetto a brevissima la seconda edizione del premio Andrea Camilleri, Nuovi narratori, appunto indetta dal fondo, di cui io sono direttrice artistica, aperto a tutti gli autori per opere inedite di racconti brevi, poesie, radiodrammi e fiabe per bambini. Stiamo ultimando i lavori per la prima edizione che è giunta al termine, ci sarà la serata di premiazione il 20 settembre a Roma al Teatro Quirino, condotta da Pino Strabioli, e in quell'occasione si scopriranno i vincitori della prima edizione, che saranno pubblicati in un'unica antologia dal titolo appunto Oltre la ragione, che era il tema della prima edizione. Beh, questo premio mi onora molto perché Camilleri è stata una persona molto importante nella mia vita e anche un grandissimo scrittore. È stato anche un grande testimone del suo tempo perché è intervenuto sulle questioni civili con grande senso dell'opportunità e con grande coraggio, e quindi riceverlo qui ad Agrigento mi sembra particolarmente significativo. Penso che è un luogo che dovrebbe onorarne la memoria bene. Che straordinaria festa con tanti scrittori, registi, attori, artisti che hanno ricordato con aneddoti, ricordi, performance teatrali, canzoni, il loro Camilleri, e noi siamo qui lieti di avere partecipato con la Strada degli Scrittori e la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 a questo evento che consente di radicare sempre di più
la forza che Camilleri ha dato al dialetto siciliano e ai siciliani stessi, come hanno sottolineato alcuni degli scrittori intervenuti, da Costanza Di Quattro a Simonetta Agnello Orbi, che parla per esempio del commissario Montalbano come di un poliziotto sì che insegue i delitti e intrighi, ma costituisce nella visione di Montalbano, di Camilleri, una figura morale, e quindi ci siamo richiamati a tutta una serie di personaggi che hanno dato vita a meravigliose performance teatrali. L'ultima di Camilleri sappiamo tutti qual è, la conversazione su Tiresia, sull'indovino cieco come lo stesso Camilleri, che nel 2018, un anno prima della scomparsa, andò a Siracusa insieme con Roberto Andò, che ne era il regista di quell'opera, e Roberto Andò non a caso è stato premiato al Teatro Panoramica della Valle dei Templi, dove siamo qui ospiti del Parco Archeologico, è stato premiato con il premio Camilleri, che è nato proprio in coincidenza con questo centenario dalla nascita. Linea alla regia per la pubblicità. E si svolgerà a Bivona la 6ª edizione del Bivona Jazz Festival il 26 e 27 luglio, promossa dalla Scuola Musicale Lonigo presso il nuovo Teatro Comunale di Bivona, un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un'importante occasione per diffondere e valorizzare la musica jazz nel territorio. Il 26 luglio si esibirà Francesco Perconti con una Fusion Project. Il 27 luglio Anthony Strong e l'Orchestra Jazz Siciliana. Il Bivona Jazz Festival non è solo una celebrazione del jazz, ma anche una piattaforma per giovani artisti e uno strumento di promozione culturale. Dalla Regione aiuto alle donne vittime di violenza. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. 1.400.000 euro per promuovere l'autonomia delle donne vittime di violenza attraverso interventi di sostegno abitativo, reinserimento lavorativo, servizi per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e per iniziative volte anche all'informazione scolastica. L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per la concessione di contributi ai centri antiviolenza e alle strutture di accoglienza a indirizzo segreto per il finanziamento di progetti volti a realizzare piani personalizzati e per iniziative da realizzare negli istituti scolastici sulla violenza di genere e sulla parità dei diritti e delle opportunità. Attraverso questi multi-interventi, dice l'assessore Nuccia Albano, viene attivato un progetto in cui la donna è posta al centro ed è basato sulla collaborazione virtuosa tra enti del terzo settore che gestiscono servizi di accoglienza per le donne, enti di formazione e aziende del territorio, disponibili ad azioni di informazione e inserimento lavorativo per tale target di utenza. Le vittime di violenza, in particolare quelle sole con figli a carico, e le donne migranti sono ad alto rischio di marginalità nel mercato del lavoro e la dipendenza economica legata alla mancanza di occupazione diviene un elemento di ulteriore ostacolo nel percorso di emancipazione. L'attivazione di piani personalizzati permette di mettere a fuoco il fabbisogno della persona beneficiaria dell'intervento, implementare le opportunità di riuscita del percorso di inserimento, integrazione economica e sociale e incrementare le probabilità di accesso al mondo del lavoro e promuovere pertanto una cultura di accoglienza, rispetto delle diversità e di pari opportunità. L'avviso prevede nello specifico un contributo abitativo per complessivi 300.000 euro, borse, lavoro e tirocini formativi per 700.000 euro, empowerment economico-finanziario lavorativo, sostegno all'autoimpresa per 100.000 euro e attività di informazione presso gli istituti scolastici e campagna informativa per un totale di 302.500 euro. A Messina lutto cittadino per l'ultimo saluto a Mattia e Simone, i colleghi di Messina.
Lutto cittadino oggi a Barcellona Pozzo di Gotto, in occasione dell'ultimo saluto a Mattia Caruso e Simone Marzullo, i due 17enni, deceduti la scorsa settimana nella notte tra lunedì e martedì, in un incidente stradale che ha sconvolto l'intera comunità. La tragedia si è consumata all'incrocio tra via Kennedy e via San Vito, poco dopo le 2:30. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter Scarabeo 125, quando per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati con una Fiat Punto. L'impatto è stato devastante, il motorino è stato completamente distrutto, così come l'auto, che ha poi investito un veicolo parcheggiato e un albero, sradicandolo dal terreno. Purtroppo per Mattia e Simone non c'è stato nulla da fare. I due 17enni sono morti sul colpo. I corpi dei due giovani sono stati restituiti ieri alle rispettive famiglie e oggi, lunedì 21 luglio, alle 17:30, si svolgeranno le esequie presso il Duomo di Santa Maria Assunta, ufficiate da padre Santino Colosi. In segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie, il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto ha proclamato il lutto cittadino per tutta la giornata. Le bandiere sugli edifici pubblici oggi sono esposte a mezz'asta, in segno di rispetto e solidarietà verso le due famiglie colpite dalla tragedia. L'amministrazione comunale ha invitato tutte le organizzazioni sociali e cittadini a unirsi nel manifestare i sentimenti di partecipazione della comunità barcellonese al dolore dei familiari. Un appello è stato rivolto anche alle attività commerciali affinché esprimano il cordoglio popolare attraverso la temporanea chiusura delle loro attività durante il corteo funebre, in segno di rispetto e solidarietà. Esordio positivo nella prima amichevole del Palermo Calcio, con alla guida il neo allenatore Filippo Inzaghi. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. È finita 5-1 la seconda uscita del Palermo in amichevole contro il Paradiso, squadra di terza divisione svizzera. Nel primo tempo mister Inzaghi ha schierato i suoi uomini con il 3-5-2 con Poyampalo e le Duaronne punte. Ceccaroni l'ha sblocca dopo pochi minuti con un ottimo inserimento e poco dopo è l'Eduaron a raddoppiare dopo essersi presentato tutto solo in area di rigore. Tantissimi cambi nella ripresa con coppia d'attacco Brunori e Corona, con un supporto Giasi e Di Francesco. Dopo il gol del Paradiso, che accorcia il risultato grazie a Rasic con un grande stacco di testa, è Di Francesco a triplicare dopo una bella azione in area di Corona, tra i migliori in campo anche in questa amichevole. È proprio Corona a mettere a segno il quarto gol dopo uno splendido suggerimento da sinistra di Di Francesco. A chiudere il risultato è Matteo Brunori, che tutto solo in area di rigore di precisione con un diagonale da sinistra a destra batte l'estremo difensore svizzero. Ottimo infine la prestazione della squadra di Inzaghi con progressi sul piano dei meccanismi in ogni reparto. L'appuntamento con la prossima amichevole giovedì prossimo 24 luglio contro la Nuova Sondrio Calcio. A fine gara tanta la soddisfazione di mister Inzaghi per i progressi manifestati dalla sua squadra. Sì, è stata una partita tosta, però grandi miglioramenti, come era normale che sia, le gambe un po' appesantite, però grande volontà, grande impegno. Mi sono piaciuti tutti, abbiamo fatto anche secondo me ottime cose con la palla, anche se chiaramente non abbiamo velocità, però cercano di fare tutto quello che proviamo, anche le pressioni. No, sono molto soddisfatto anche perché la partita era tosta e dopo una settimana con i carichi di lavoro che stiamo facendo, incontrare gente così tosta che va forte non è semplice, però la risposta è ottima sotto tutti i punti di vista, poi insomma miglioreremo, non è importante adesso che le gambe girino, io voglio che insomma arriviamo alla partita del 16 agosto con le gambe a posto, dobbiamo lavorare tanto. Dobbiamo recuperare tanta condizione fisica, dobbiamo far fatica, domani correremo tantissimo anche dopo la partita, però l'atteggiamento è la cosa che mi piace di più. Concludiamo questo nostro telegiornale con le immagini suggestive della festa del Carmelo a Porto Empedocle e quello della Madonna degli Infermi a Raffadali. Il video.
Santissima Vergine Maria, Madre del Verbo Eterno, Regina del Cielo, speranza e salvezza dei miseri peccatori, glorioso il vostro titolo di salute degli infermi, compassionato. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 o il digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si potranno visionare sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.